En tal mese d'avril del 2001 l'associazione Al Sola di Alp aveva organizzato una cita, ma ben soignata, esposizione a cutei e lame bielese e piemontese. Arlung la preparazione della mostra, il aveva descritto l'esistenza di un cutel molto ben particolare, chiamato al barachin, e definì dalle riviste specialistiche tame al cutel piemontese. Recentemente, merci a internet, il abbiamo trovato che in tal paese ad Frabusa, in provincia di Cuni, un giovu, Daniele Mauro, ha rilevato l'attività dal pare Fre, alla invierà una produzione commerciale dal curtel piemontese al barachin. Partiamo da una striscia rettangolare diritta, che era quella che si otteneva battendo le lime vecchie piuttosto che le molle o altro materiale di recupero. Si fa un taglio trasversale al primo passaggio definiamo la lunghezza della lama in proporzione. Secondo passaggio andiamo a impostare l'incurvatura della lama. Nel terzo andiamo a dare la proporzione di angolo tra la lama e il codolo dietro. E l'ultimo passaggio è il lavoro sul filo. Nei cortei perché rappresento al primo tista lavoro dell'uomo e l'uomo la lavoriante questa terra con gli strumenti che adesso noi arriviamo a caffè con i bitume di mais per fare un lavoro con il ruspi, il raspi e finché ne è.